Buonasera a tutti e grazie al gruppo Vocal Cocktail che ha segnato l'inizio di questa serata, che è il debutto di una nuova serie di trasmissioni e di dibattiti, di incontri sulla coralità dal titolo Coralia Live. Dopo una prima edizione primaverile in forma di aperitivi corali, ci siamo autopromossi in prima serata e in questo caso gli aperitivi sono diventati cocktail, ma lo sono diventati anche perché saranno un mix di sapori diversi. Infatti cambia la struttura della trasmissione, cambia la durata, quindi faremo veramente un prime time di un'ora, più o meno, se riusciremo a tenere i tempi, anche perché siamo in diretta, questa chiaramente è la prima serata, quindi è la serata di prova e grazie di essere con noi e di sostenerci in questo debutto. E i contenuti saranno molto vari. Abbiamo infatti diviso la trasmissione in varie rubriche. E il primo sapore sarà l'ingrediente del giorno. Cosa significa l'ingrediente del giorno? Sarà un argomento che sceglieremo via via, un argomento inerente alla coralità o che ruota attorno al mondo della coralità per esplorarlo insieme agli esperti che chiameremo a essere nostri ospiti di volta in volta. Nella seconda rubrica invece abbiamo pensato a una cosa. Sapete, in ogni coro è come un po' quando in una sala teatrale si chiede c'è un medico in sala. Ecco, quello capita anche nei cori. Nei cori si trovano di tutte le professionalità possibili. Quindi abbiamo pensato perché non guardare dietro le quinte, diciamo così, del corista? Perché ci sono coristi erboristi, ci sono coristi cuochi, ci sono coristi insegnanti e tutti questi vari mestieri probabilmente li fanno anche in modo diverso proprio perché sono coristi, perché come sappiamo tutti noi che ci occupiamo di coralità, la coralità è anche uno stile di vita. Poi ci sarà una rubrica dedicata ai più giovani, ma ai giovani molto speciali del coro giovanile regionale. E abbiamo chiamato e continueremo a invitare in tutte le trasmissioni alcuni ragazzi che cantano nella compagine attuale del nostro coro giovanile regionale dell'Usci Friuli Venezia Giulia per raccontare la propria coralità, il proprio mondo musicale. E poi ci sarà un'ultima rubrica che è la rubrica delle news, perché ci sono sicuramente continuamente novità, non soltanto legate al periodo, ma anche novità magari belle che riguardano magari nuove edizioni o nuove iniziative dell'Usci Friuli Venezia Giulia, che è anche appunto la nostra casa corale che promuove e organizza e coordina anche la trasmissione Coralia Live. Quindi ci incontreremo in questa rubrica insieme all'istituzione, ma in maniera informale come sempre in Coralia Live per scoprire quali sono le novità. Autori e conduttori di Coralia Live sono 4. E innanzitutto Pierfilippo Rendina, che cura anche la regia di questa trasmissione, Lucia Vinzi, che sarà la persona che andrà a esplorare il backstage dei cori, e Marco Obersnel, che abbiamo conosciuto come opinionista nella precedente edizione, ma per meriti acquisiti sul campo è stato promosso giustamente a conduttore e lui si occuperà appunto di dialogare con i ragazzi del coro giovanile regionale. E poi ci sono io, Rossana Paliaga, che ho il piacere di essere qui a darvi il benvenuto a questa prima puntata. Vi starete chiedendo quindi, in questo cocktail di sapori molto diversi, chi saranno i protagonisti di questa prima serata. Inizieremo con 2 tecnici audio, ovvero ingegneri del suono, Federico Furlanetto e Alessandro Sinico. Per continuare poi con Anna Paola Panozzo e Flavia Callegari, poi Matteia Yarz e Solun Moreau e infine il presidente regionale dell'Usci Carlo Berlese. Ma a questo punto non mi resta che lanciare la sigla della prima rubrica.
E buonasera, siamo qui con i primi ospiti. Abbiamo detto Alessandro Simico, che è ingegnere del suono, esattamente come Federico Furlanetto, oppure magari tecnico audio. Mi hanno già bacchettata quando li abbiamo invitati, perché è una cosa che veramente crea sempre molta confusione, no? Perché chiamarli fonici non è giusto. Poi ingegnere del suono è quella definizione un po' internazionale. Poi addirittura Alessandro Sinico mi ha messo in difficoltà perché la definizione esatta è tecnico audio bassa frequenza e informatico. Sì, Allora, sarebbe. dunque, è chiaro che io sono una corista e voi siete dei tecnici e proprio per questo si creano delle situazioni anche di incomprensione e possono capitare anche ai concerti, può capitare che spesso non comprendiamo oppure le nostre esigenze sono molto diverse da quelle di chi sta registrando il nostro concerto. Loro sono quelli che girano intorno a noi, che posizionano i microfoni, che posizionano quell'asta sempre davanti al direttore, che ovviamente deve anche mettere il proprio leggio. E quindi oggi cercheremo di trovare un armistizio, anche perché sono delle figure importantissime nella nostra attività corale. Perché abbiamo invitato Federico e Alessandro? Perché Federico è praticamente il punto fisso attorno al quale ruotano i grandi eventi dell'Usci Friuli Venezia Giulia. E Alessandro Sinico si è innamorato dell'Usci diversi anni fa e ha cominciato a seguire per Radio Nuova Trieste molte delle nostre rassegne storiche come Nativitas e Pascalia, creando un archivio audio importantissimo del quale sono protagonisti i cori dell'Usci. La prima domanda, ragazzi, a tutte le domande rispondete entrambi, nella vostra esperienza, che tipo, già cominciamo così però questo talk show, non potete rispondere, allora sono dividervele, dovete però mettervi d'accordo da un quadratino all'altro. No, non ho detto nulla. La prima domanda è, nella vostra esperienza, che tipo di organici avete affrontato? Quindi parliamo cori enormi oppure gruppi vocali che hanno esigenze diversissime chiaramente, e quali caratteristiche vanno considerate nella preparazione di questi diversi tipi di registrazione? Quindi diciamo dagli swingle singers al mega coro di 100 elementi. Chi vuole rispondere alla prima domanda? Alzi la mano. Rispondo io? Benissimo. Vai Federico. Oh no, è Alessandro. Bene. Allora, ve l'ho detto ad alzare la mano. Grazie intanto Rossana, grazie a tutta l'organizzazione per avermi invitato, sono felicissimo di essere qui questa sera. Saluto il mio amico collega Federico, buonasera Federico. Buonasera. E devo dire che sono veramente entusiasta di questa intervista, Rossana. La tua domanda veramente mi porta a nozze. Solo che da dove incominciare? Perché solo quest'anno stavo un po' così facendo un riassunto di quello che abbiamo fatto un po' quest'anno e veramente i concerti che abbiamo registrato e le cose che abbiamo realizzato qui alla radio nei vari eventi sono veramente tantissime e di altissimo livello, molto grandi anche. Sto parlando per esempio, non so, della cattedra di San Giusto, per esempio, che si è svolta in marzo, proprio in quei mesi un po' bruttini, in cui c'è stato un grande concerto, per esempio, c'è stato il concerto appunto quaresimale, tenuto dalla Cappella Civica, e lì in effetti c'erano tanti elementi, quindi avevo quasi un 40 elementi davanti a me. E in effetti insomma accade che ci si trova di fronte anche a un numero notevolissimo di concertisti e di cantori. E poi ci sono le situazioni di piccoli cori, invece, per esempio come è successo nel settembre del 2019 alla Cappella Musicale de Beata Vergine del Rosario con il maestro Elia Macri, in cui avevamo semplicemente un quartetto d'archi, il soprano Laura Antonaz e il contralto Laura Pavletic. E lì eravamo in chiesa praticamente in 7 esecutori, diciamo, per dire, no? Quindi in effetti
ci si trova di fronte a formazioni che possono essere grandissime e sono anche difficili da gestire a volte, perché più si amplia lo spettro, diciamo, di tutto quello che stiamo cercando di riprendere, e più è difficile chiaramente riuscire anche a capire quello che si fa. E soprattutto qual è la prova del 9 del tecnico audio, a mio avviso? Quando arrivano contralto, tenore e soprano davanti a un'orchestra enorme e di fronte a un coro che sta dietro in maniera mastodontica. E grazie anche per aver dato la precedenza al contralto. Mi è piaciuta comunque, no? Come era contralto, tenore e soprano, era molto bella questa disposizione, è veramente apprezzabile. Ma il basso, povero. E il basso è rimasto chiuso fuori. Basso. Peccato. No, perché ultimamente mi è capitato che il basso non c'era, allora me lo sono dimenticato. I bassi veri non esistono più, è difficile trovarli. Però effettivamente l'attrezzatura... Federico, tu hai scoperto bassi... Ghenè. Si nascondono perché sono sotterranei, no? Come voce, no, a parte gli scherzi, adesso buonasera a tutti. Buonasera. Non so se però ho interrotto Alessandro, quindi se doveva finire... No, ti ringrazio. Volevo solo concludere dicendo che praticamente io ho iniziato un po' per scherzo, dicendo: ma guarda che bel coro, guarda come hanno cantato bene quest'oggi, no? Proprio per far da cornice a quello che dicevi tu, Rossana, all'inizio della mia esperienza un po' tecnica. Ma come sarebbe bello portare questo coro, questo maestro d'orchestra con la loro formazione all'ascolto della radio. E poi è diventato un volume di quantità abnorme ad oggi, come dicevi appunto. Prego Federico. Eccoci. Allora, io quindi torno un attimo sulla domanda iniziale e sostanzialmente per quanto riguarda la mia esperienza, io vengo inizialmente dagli studi musicali e dopo mi sono rivolto e negli ultimi anni mi sto rivolgendo sempre di più solo alla parte tecnica. Quindi capisco e a volte però devo anche un po' tralasciare queste problematiche che a volte capitano. Sono cose che però bisogna anche imparare a risolvere, con le quali convivere e questa diciamo era la risposta proprio addirittura all'introduzione che avevi fatto. Per quanto riguarda gli organici, le problematiche che possono capitare, beh, sì, certo. L'organico può essere solista, anzi in gran parte io non faccio radio come il collega, io faccio produzione discografica o d'archivio, la gran parte della produzione musicale al giorno d'oggi è solistica. Penso che un 60% di quello che si registra in generale nel mondo sia pianoforte solo, per esempio, ecco per dire. Poi musica da camera, certo canto anche, coralità, piccola orchestra d'archi, parecchia musica antica negli ultimi anni, è un settore che sempre di più sta trainando, e sempre meno invece gli organici più costosi, anche perché quindi l'orchestra, la grande orchestra, la sinfonica, l'orchestra, il coro, eccetera, anche perché c'è da dire che giustamente quando si muove magari un organico molto importante, solo alcune volte ci si rivolge a studi che siano di piccola o media misura e tante volte invece si organizza una produzione con grandi studi perché ovviamente le cose complesse hanno anche una gestione che richiede più personale. E le problematiche che si incontrano, beh, certo, più l'organico è grande, è vero, più pone problemi di logistica. Su questo ce ne siamo accorti anche lavorando assieme, no? Rossana, Pierfilippo, coro giovanile, italiano, eccetera, eccetera. Certo, più mettiamo carne al fuoco, più bisogna gestirla. Però i problemi più grossi di solito capitano quando è l'ambiente problematico. Per cui è molto più facile lavorare con un organico anche complesso, numeroso, ma in un ambiente adatto e parlo soprattutto delle questioni acustiche, ma anche delle questioni proprio di spazi di lavoro.
è molto più facile fare quello che magari fare un solista o un trio in un ambiente disastroso, magari che suona male, in cui non ci stai come spazi, in cui non si riesce a posizionarsi dove si vuole, in cui i musicisti non si sentono bene. Quindi la prima cosa da considerare sempre quando si imposta una produzione audio è scegliere il luogo giusto. Questa è una cosa che a volte i clienti un po' tralasciano ed è sbagliato, perché è proprio il punto di partenza. Dovete, voi siete cori, io dico suonare ma voi leggete cantare, dovete suonare, cantare bene, dovete sentirvi bene. La gente, il posto, l'uditore potenziale deve poterli ascoltare bene, perché in quel modo lì anche noi tecnici siamo avvantaggiati, perché ci viene tutto più facile. Potremmo lavorare per esempio con molto meno attrezzatura, con molto meno fasi di lavoro successive che noi in gergo chiamiamo post-produzione, e dare un risultato che tante volte è migliore rispetto che a un risultato molto elaborato che però è nato un po' male. Quindi ecco, il mio consiglio è, indifferentemente dall'organico, il posto giusto, la logistica giusta, ecco. Una domanda che proprio nasce proprio dalle cose che hai detto, no? Allora, chiaramente in studio oppure durante la registrazione per la realizzazione di un CD, ad esempio, possiamo scegliere il posto, possiamo concordare insieme al tecnico audio la disposizione giusta del coro e anche in rapporto ai microfoni e così, però quando c'è un concerto dal vivo, ecco, i direttori sempre più spesso amano creare delle situazioni, amano spazializzare il coro, amano fare degli ingressi, quindi si spostano in varie parti appunto dello spazio, che può essere una sala piuttosto che una chiesa, ecco, e qui nascono probabilmente quei cortocircuiti tra il tecnico audio che chiaramente vuole fornire un prodotto di altissima qualità e il direttore che vuole un prodotto di altissima qualità ma senza scendere a compromessi su quello che è anche la performance corale. Ecco, questa è una cosa che ti è capitata, questo come si risolve? Ci si adatta alla situazione, no? Federico, poi passo ad Alessandro. Allora sì, certo che capita, tutto dipende un po' dall'approccio con cui si affronta il lavoro. È meglio, secondo me, questi aspetti qua un attimo discuterli prima, quando ti viene conferito l'incarico, e capire col cliente. A volte non serve neanche discuterlo, si capisce da come ci si intende, ci si parla, capire se deve essere più importante il concerto o il prodotto che darò alla fine. In generale, adesso io do una risposta generica, ma non è sempre così. Ecco, in generale, quando ho lavorato con voi, con Usci e Feniarco, ho inteso che quello che era più importante era comunque la performance dal vivo. Quindi, quando ci sono state tutte quelle cose che hai nominato, mi sono capitate più o meno tutte negli ultimi anni, e non mi permette. No, dobbiamo noi rinunciare a qualcosa. Cioè è ovvio che il brano in cui il coro entra dalla sagrestia, vabbè, pazienza, però se leggo tutto il pubblico lì, ed è anche ovvio che il brano spazializzato un po' qualcosa, sapendolo prima, posso fare, ma se comincia a piazzarmi 16 gruppi in chiesa, cioè non riusciremo mai a ricreare quello che c'è lì. Quello lì è un concerto, è un evento che nasce e finisce lì. Noi possiamo darne un'idea, ma quando è così, questo sì è veramente così compresso, è uno spettacolo che va vissuto lì. E lo dico anche perché tante volte quando trovi il tuo equilibrio, i tuoi livelli, il suono, eccetera, è bello anche togliersi le cuffie, lasciarle sul banchetto e sederti insieme al pubblico in mezzo alla chiesa, e ti accorgi che in ogni caso è meglio. Cioè quel tipo lì di musica che hai nominato fino adesso, queste spazializzazioni particolari, è molto difficile renderle con la registrazione. Sì, esistono tipi di registrazione molto particolari, ma poi anche fruire quel tipo di registrazione lì non è comune, per cui sono eventi dal vivo, sono live, è la parola giusta, nascono e muoiono lì. Noi catturiamo quello che possiamo e non disturbiamo troppo. Questa è la mia opinione, ecco.
Che bello il tecnico illuminato. Ma passiamo, è vero, è poi oltretutto il tecnico musicista che fa la differenza. Invece Alessandro, io riprendo, come no? Fa la differenza? Sì, ma Alessandro, io riprendo, ma proprio rispondimi in brevissimo perché poi ho la domanda forte, no? È soltanto probabilmente una domanda molto banale, no? Avete citato prima appunto gli organici molto diversi e che è molto difficile gestire un organico grande, ma chissà. Ma a me sembra, ad esempio, non è più difficile in realtà gestire un organico piccolo proprio per gli equilibri all'interno del gruppo, per il fatto che probabilmente magari ciascuno deve avere un microfono o magari che il posizionamento sbagliato dei microfoni faccia emergere moltissimo una voce rispetto alle altre. Non è così? No, perché in realtà si può contenere il gruppo piccolo, no? Invece quando ci si trova di fronte a formazioni grandi, ecco, per esempio io personalmente quando devo fare 40, 50, 60, 80 elementi, devo presentarmi con minimo 4 microfoni, cioè un fronte proprio, no? Mentre quando c'hai la formazione piccola, 2 sono più che sufficienti a volte anche, no? Quindi Ok. dipende anche quello che si deve fare, cioè, e sulle cose spazializzate, Ti è capitato? il discorso di Federico mi è capitato un paio di volte e ho detto, e adesso cosa facciamo? Dove metto sti microfoni? Perché sarebbe stato di averne almeno 8, però con che esito? Alla fin fine noi usciamo con 2 canali, stereo, destro e sinistro, quindi tutta la spazialità alla fin fine, sì, c'è il riverbero, l'eco, quello che vuoi, la riflessione del suono, ma la vera esperienza la vivi lì sul posto. Ritornando invece velocemente sul discorso dell'ambiente, ho notato che alcuni maestri non hanno idea proprio dell'ambiente, perché io mi sono trovato a registrare dei concerti in delle chiese assolutamente incredibili che suonavano praticamente malissimo, però ormai l'evento si svolgeva lì. Non è che potevi dire al maestro, ma come hai scelto questo ambiente, che questo qua non va? Ecco, per dire. E invece poi ci sono dei posti e degli ambienti eccellenti, cattedrali, chiese particolari. Io prediligo in particolare quelle a capriata in legno, che sono le migliori perché assorbono bene e rendono dei suoni assolutamente incredibili. Cosa diversa invece è trovare chiese fatte solamente tutte in calcestruzzo o in cemento armato, perché ti trovi con un'acustica, proprio come diceva Federico, completamente diversa. Capita spesso, sì, infatti. Adesso noi abbiamo ancora 5 minuti, ma ci sono 2 domande che devo assolutamente farvi. Allora, decidete voi chi risponde alla prossima. Dunque, chiaramente una registrazione in studio offre delle condizioni ottimali per il tecnico audio, mentre una registrazione live può avere dei rumori, possono esserci delle cose che succedono e non si possono correggere perché magari appunto non abbiamo tutte le vostre, come si chiamano, le piste lì, ecco, no? Allora, mi chiedevo, no, dopo aver registrato, quali miracoli possiamo aspettarci in sede di post-produzione? Chi vuole rispondere? Tanti bei miracoli. Beh, se per Alessandro va bene rispondo io. Vai. Ecco, allora perché io mi occupo un po' più di discografica, quindi post-produzione ne facciamo tanta. Allora, miracoli no. Ecco, i miracoli non esistono, mettiamocela via. Possiamo fare delle cose, sì. Allora, uno degli errori più generici che si fa, però, ripeto, una cosa è registrare un live, una cosa è registrare nella maniera cosiddetta da studio, cioè con i vari take e poi fare il montaggio, ecco, però comunque in generale, un concetto generale, non si può creare ciò che non esiste, ecco, mentre invece ecco, quando invece si parla di montaggio, di editing nel termine corretto, ecco, non considerarne mai l'esasperazione. Nel senso che è giusto quando si fa un lavoro professionale, una produzione di un certo livello, andare a registrare appunto per take, cioè per parti, e dopodiché andare a creare il prodotto finito.
fa così se si vuole avere una registrazione pulita, oppure se si fa il cosiddetto live falso, il live con prove, no? Registri la generale il concerto e poi se c'è qualche dannetto sistemi. Però è un lavoro che tende a dare, è un'operazione che tende a dare assuefazione, no? L'editing a volte viene considerato dal musicista come un'estensione, un arrivare alla perfezione. Ecco, questo è di per sé sbagliato. Io capisco correggere l'errore fortuito, quello che capita al momento, ma voler costruire qualcosa che non riesci a fare con il montaggio, questo è un concetto sbagliato e purtroppo un po' si fa, ammetto, ma non si dovrebbe. Per quanto riguarda quindi la scansione temporale del discorso, per quanto riguarda invece il suono, si fa veramente tanto, ecco, però l'importante è anche lì partire da un concetto di base. Più è bello ciò che riesco a prendere, più è completo ciò che riesco a prendere durante la registrazione, più facile sarà poi elaborare dopo, quindi meno servirà costruire un suono, meno servirà creare qualcosa che non c'è, e anche, detta tra noi, più veloce sarà il lavoro e quindi anche più economico per il cliente, ecco. Quindi il consiglio è sempre partire da una situazione buona, e sia che sia un live con prova o senza prova, o sia che sia una registrazione da studio, musicisti, arrivate preparati, ma preparati al top. Dovete essere forti come delle rocce quando arrivate davanti a noi, perché non siamo noi cattivi, ma sono i microfoni che incutono, cioè è un ambiente diverso, è come guardarsi allo specchio. I difetti vi arrivano tutti come una valanga addosso quando siete a fare la registrazione. E Quindi più amplificati. e anche amplificati, perché Siete noi tendiamo, cattivissimi. sì, perché la registrazione si fa per forza, senza entrare nei dettagli, si fa sempre un po' secca, perché dopo, quando verrà ascoltata, tornerà a un regime acustico normale se si ascolta in casa. Quindi in ogni caso noi la presa di suono dobbiamo farla un po' secca, quindi tutti i difetti vengono fuori, e tutti, insomma, di più di quanti sarebbe lecito aspettarsi. Quindi bisogna essere preparati, avere le idee chiare su quello che si vuole ottenere e su come ottenerlo, quindi sia questioni musicali sia questioni tecniche, sia le parti che riguardano il direttore sia le parti che riguardano i coristi. Bisogna rispettare delle pause, dei tempi di tranquillità, perché ovviamente la voce, come nel vostro caso, non puoi far cantare 8 ore al giorno un musicista per fare un disco, questo è chiaro, bisogna alternare dei tempi, organizzare, quindi logistica, come dicevo all'inizio, ben studiata, ma soprattutto la cosa importante è che i brani devono venire, perché altrimenti non si può sperare, e quello e chiudo, non si può sperare che sia il tecnico a farli venire. Noi poi il disco ve lo facciamo, perché io per montare lo monto dopo, ma non è la stessa cosa, ecco. Poi è Quindi interessante anche che ci sono dei maestri, per esempio, che hanno già esperienza, per esempio, di discografia, e hanno già delle idee chiare su dove prendere quel pezzettino e fartelo copiare, magari perché non è venuto bene, eccetera. E altri maestri invece che dicono: no, 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 fai tu perché tu sai come deve venire fuori, eccetera, eccetera, no? E quindi anche questo è interessante. Non tutti hanno un'idea tecnologica anche della musica. Ci sono dei maestri, per esempio dei direttori o maestre, che si fermano esclusivamente allo spartito, cioè hanno suonato, hanno fatto, e dopodiché la ripresa rimane in mano al tecnico, sostanzialmente. A me è capitato anche questo. Quindi voglio dire, ma non per cattiveria, ma proprio perché è difficile anche per il maestro entrare in contatto con un ambiente diverso, che è quello della tecnologia, quando la musica entra dentro delle macchine. Quindi diciamo che tagliare e incollare non è una buona idea, che la registrazione secca al limite ci possiamo mettere un po' di riverbero e così la ammorbidiamo, no? E comunque il Photoshop delle nostre esibizioni canore non esiste, quindi è inutile affidarsi, non diventeremo più magri e più belli, e nemmeno con il più bravo dei tecnici, in qualche modo. No, un po' esiste, sì, però una bella foto fatta subito è meglio per tutti. Vale di più, no, Federico?
E comunque, ecco, per le nostre registrazioni affidiamoci a tecnici bravi come i nostri due ospiti e sicuramente poi saremo anche più soddisfatti. Allora, il tempo è volato, ragazzi, è stato un piacere chiacchierare con voi e approfitto, prima che mi parta la prossima sigla, per dire a tutti gli spettatori che potete collaborare, potete partecipare perché siamo in diretta assolutamente, quindi magari ci scrivete qualche messaggio e Pier poi provvederà a farlo passare in sovraimpressione, così sentiremo anche un po', ecco, la temperatura così del nostro uditorio, se mi piace la trasmissione, se stiamo andando bene, anche perché abbiamo bisogno di incoraggiamento essendo questa sera il debutto. Io ringrazio tantissimo Alessandro Sinico e Federico Furlanetto per essere stati con noi e per averci veramente sostenuti in questo debutto con la loro presenza e con le loro dichiarazioni e consigli e informazioni veramente preziose da parte di due ottimi professionisti che oltretutto sono assolutamente nel cuore dell'Usci. Grazie ragazzi. Rossana, Grazie a voi. Grazie del tuo invito, grazie. E allora passiamo immediatamente alla prossima rubrica. Eccoci qua, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa rubrica così che vuole dare uno sguardo dietro le quinte dei cantori, dando subito il benvenuto ad Anna Paola Panozzo e a Flavia Callegari. Come diceva Rossana all'inizio, è una trasmissione che vuole mettere in evidenza tutto quello che i coristi fanno e fanno un sacco di cose. Anna Paola e Flavia fanno le maestre, posso dire così, le insegnanti di scuola primaria, in particolare alla scuola primaria di Mariano del Friuli. Sono anche coriste della Corale Portelli di Mariano del Friuli e le abbiamo invitate per diversi motivi. In questo momento la scuola ci sta particolarmente a cuore, in realtà ci sta sempre particolarmente a cuore, ma è un momento piuttosto complicato e piuttosto difficile. Io inizierei subito questa cosa, poi dopo vi racconto man mano quello che loro fanno, anzi ce lo racconteranno loro, chiedendo subito ad Anna Paola, così voi che ci siete ogni giorno, come sta la scuola, ma soprattutto in questo momento, come stanno i bambini? Allora, la scuola in questo periodo è faticosa, nel senso che dobbiamo stare attenti a tantissime cose, dal fatto che i bambini non possono stare vicini, non possono toccarsi e devono comunque fare lezione. Per noi nella nostra scuola sono 8 ore al giorno, sempre con la mascherina indossata, l'igienizzazione delle mani, quindi sono tante cose che richiedono la nostra attenzione, distogliendola magari da altri aspetti che sono più importanti. I bambini sono bravissimi, da questo punto di vista i bambini sono bravissimi, si adattano alle situazioni e veramente collaborano in modo positivo. E l'attività che viene più penalizzata purtroppo è proprio quella della musica e soprattutto quella del canto, perché se anche veniva indicato che con un aumento significativo della distanza si poteva cantare, è difficile avere questo aumento significativo, soprattutto quando si lavora in classi di 25 bambini, in 30 metri quadrati di aula. Tra l'altro è proprio di oggi, scusa Anna, è l'ordinanza della nostra regione che vieta in maniera esplicita il canto, no, nelle scuole, quindi se solo prima c'era uno spiraglio adesso non c'è più neanche quello. E comunque anche prima, solo alcuni fortunati con classi molto piccole potevano permettersi. Io personalmente ho una classe da 13 bambini e li ho fatti cantare fino a ieri. Da oggi non lo si può più fare, ecco, questo è sicuro. Esattamente, e questa è una tristezza. Comunque, pensando ad un futuro, speriamo che sia
prossimo, io vorrei che ci raccontaste un po' dell'esperienza del vostro far cantare i bambini a scuola, perché quello che succede nella scuola primaria di Mariano del Friuli non è un coro, la presenza di un coro scolastico, ma il coro è un'attività quotidiana per i bambini che frequentano quella scuola, e grazie al lavoro di Anna, Paola e Flavia, che lo ricordiamo non sono, diciamo, musiciste accademiche, però sono coriste di lunghissima data e coriste che hanno un particolare interesse a scoprire tutto quello che il mondo corale può offrire. Sono sempre presenti a Europa Canta, alle varie manifestazioni organizzate sia a livello nazionale che internazionale. Io chiedo a Flavia a questo punto che ci racconti come, perché e quali sono le caratteristiche di questo vostro modo di far cantare i bambini nella vostra scuola. Allora, buonasera a tutti. Intanto noi diciamo che da 12 anni ci siamo trasformate in una scuola a tempo pieno e quindi, come diceva anche Anna Paola, i bambini rimangono a scuola 8 ore. E già questo ci differenzia da altre scuole in cui sono nati progetti di cori scolastici che nascono normalmente come attività extracurricolari, quindi al di fuori dell'orario scolastico, e quindi ci sono i bambini o i loro genitori che scelgono di far provare ai loro figli una certa attività. Da noi invece l'attività era nata ancora prima che ci trasformassimo in tempo pieno per esigenze organizzative, perché avevamo una scuola piccola con pluriclassi e quindi per risolvere anche problemi non inerenti, diciamo, alla musica e al canto, per poi scoprire che in effetti era una cosa coinvolgente e che dava proprio un senso di comunità, non solamente la classe ma la scuola e l'insieme. Adesso siamo arrivati ad avere negli ultimi anni oltre 100 bambini e quindi noi 2 volte alla settimana, la mattina, la prima mezz'ora fino a metà dell'anno scorso, dalle 8:15 alle 8:15, ci si ritrovava tutti nel grande atrio della nostra scuola, divisi a classi, a file, dai più piccoli davanti, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, e imparavamo le canzoni. Infatti Paola ed io non abbiamo mai parlato, nella nostra scuola facciamo il coro, ci sembrava un po' presuntuoso parlare di coro in questi termini. Noi dicevamo, noi facciamo cantare i bambini. E quindi, vabbè, Paola, coriste da decenni, Paola autodidatta musicalmente, io ho suonato violino per parecchi anni, però è difficile un po' accompagnare i bambini con un violino che non suono ormai da tanto, e quindi abbiamo utilizzato delle basi musicali. Pian piano l'attività si è evoluta, quindi siamo arrivati anche a mettere su qualche spettacolo assieme ai bambini, le famose tradizionali recite, che poi si sono concentrate nel periodo natalizio, e per riuscire a farle c'è sempre uno spettacolo che contiene almeno 6 canzoni, in modo da far partecipare tutta la tribù, tutti i 100, con qualche ruolo privilegiato per gli alunni più grandi, i bambini di quinta, i bambini di prima con qualche coreografia. Siamo molto affiatate anche come colleghe, non solamente noi due che gestiamo l'attività, diciamo, di canto, ma anche con le altre per scenografie, coreografie, quindi a volte basta uno sguardo per sapere quello che uno deve fare senza troppe parole. E quindi ci siamo trovati le prime recite a farle nell'atrio della scuola quando eravamo proprio in 44 gatti, perché quando io sono arrivata a Mariano i bambini erano 44, per poi passare all'aula magna super affollata, e per motivi di sicurezza negli ultimi anni ci siamo trasferiti nella palestra comunale, quindi tra il palco e la disposizione degli 80, diciamo, che rimangono, ce li dobbiamo sempre dividere in 2 parti, 2 zone della scuola, per tenerli un po' sotto controllo. Paola ed io, mi ha fatto piacere prima che Rossana ha citato i contralti, siamo contralti anche noi, e quindi i contralti... Facciamo il contralto Pride stasera. Contralto Pride. Sono più abituati, diciamo, rispetto ad altre sezioni che per
altezza della voce risultano sempre predominanti, noi invece siamo più, diciamo, in background, un po' così, un po' più all'indietro, e quindi abbiamo abituato i nostri alunni ad arrangiarsi, quindi si insegnano le varie canzoni, si utilizzano le basi musicali. L'abitudine degli anni tra i piccoli, soprattutto i grandi, che trascinano i piccoli, che si entusiasmano, si arrangiano un sacco bene, per cui non serve a loro il direttore, se non per suggerire ogni tanto qualche parola che ci sconfonda dal primo al secondo ritornello. E quindi sono estremamente autonomi. Noi rimaniamo in un angolino proprio nei casi di emergenza o particolari passaggi, e sì, ed è un'attività che si è portata avanti ormai da oltre un decennio. A volte no, ci ha dato anche delle soddisfazioni, perché passando attraverso i bambini si sentono i bambini più intonati, quelli meno intonati, quelli che proprio hanno grossi problemi di intonazione, allora magari semplicemente facendo degli spostamenti, non solo perché uno chiacchiera col vicino, i bambini particolarmente vivaci, ma spostandoli, mettendoli vicini, ascoltatevi bene tra di voi. C'è stato chi veramente da stonato come una campana rotta, come si usa dire, nel giro degli anni si sono aggiustati e cantavano intonati, quindi ho detto, però ogni tanto stupiscono anche noi, perché magari si va a fare le prove l'ultima settimana in palestra, perché ce l'abbiamo a disposizione di solito soltanto gli ultimi giorni, e ascoltandoli da lontano, da più punti, e ci guardiamo e diciamo, però se la cavano bene questi, non mica male, per non essere un coro scolastico, nel senso di non voci selezionate, però comunque bambini interessati a un particolare tipo di attività, perché lì comunque vengono coinvolti tutti, ed è un saluto mattutino piacevole anche. È molto interessante questa cosa. Due cose mi colpiscono: il fatto che diventi una cosa quotidiana, no? Quindi fa parte della vita scolastica dei bambini il cantare, che poi voi dite non è coro, ma insomma qua parliamone. E poi il fatto quando hai sottolineato l'idea di comunità, no? C'è il senso di comunità che si crea proprio attraverso il coro, attraverso la musica. E anch'io sono un contralto, quindi mi trovo benissimo, capisco quello che avete detto, quindi veramente questa sera facciamo, ecco. Io vorrei chiedervi questa cosa, no? Cioè voi siete coriste di lunga data e anche coriste appassionate. Credo, se il coro, come ha detto Rossana all'inizio, è uno stile di vita, come e quanto influisce anche nell'insegnare le altre materie, non solamente nel lavorare con la musica e con il canto. Rispondetemi tutte e due e decidete voi chi prima. Alzate la mano come hanno fatto prima, non so. Paola, vai tu, dai, così alterniamo. Sinceramente mi è difficile risponderti a questa domanda, perché proprio prima parlavo Io ho cominciato a cantare quando avevo 8 anni, e quindi sono prima corista che maestra, e quindi da maestra sono nata come già corista, ecco. Sicuramente io ritengo che si abbia una sensibilità particolare verso l'ascolto, perché coro e ascolto, e quindi verso l'ascolto anche dei bisogni dei bambini. Cos'altro dire? E poi la musica entra, e il canto soprattutto entra in tutte le attività che faccio, almeno per quanto mi riguarda, in tutte le attività che faccio a scuola. Perché capita che facendo matematica, non so, troviamo la canzone sui numeri, la canzone sulle tabelline, e ci aiuta ad imparare anche cose diverse da quello che è prettamente musica. È la stessa cosa, perché avendo iniziato più o meno io all'età delle medie e non avendo mai smesso, se non per qualche mese in cui si studiava magari all'estero,
diventa normale che qualsiasi cosa si trova si approfitta per fare musica, non viene trascurata. Diciamo che c'è stato un attimo di rivalità coro-banda nella nostra scuola che si è creata quando il comune, c'era la banda di Mariano in crisi di elementi, così ci ha proposto nella scuola un progetto proprio con la banda di Cormons per cercare di rinvigorire un po' la banda di Mariano. Ho detto va bene, ok, facciamo, però non si tocca la nostra attività di canto, perché è giusto comunque qualsiasi aspetto della musica è bene che i bambini conoscano. E quindi abbiamo anche in quarta e in quinta un progetto che quest'anno purtroppo è sospeso, però in cui il primo quadrimestre viene dedicato a gruppettini allo studio degli strumenti, flauto, clarinetti, sassofoni, percussioni, e molti dei bambini che hanno partecipato a questi progetti attualmente fanno parte anche della banda di Cormons. C'è stata una collaborazione con la scuola di musica di Mariano, che per anni ha gestito un piccolo coro di voci bianche, che purtroppo però negli ultimi anni, non trovando direttori o per problematiche anche della scuola, purtroppo non è riuscita a continuare. Noi sponsorizzavamo parecchio perché facevamo parecchia pubblicità a scuola, andate, e diciamo che andavano anche entusiasti, perché magari se si sospende l'attività per qualche motivo, ma non facciamo oggi, e quindi la chiedono anche. Ma infatti anche quest'anno che appunto non si riesce a fare, chiedono, ma come mai? Perché non cantiamo tutti insieme? Certamente, perché c'è una potenza nel coro che dovrebbe essere rivalutata proprio all'interno della scuola, ma in generale un po' come fate voi. A me dispiace che starei ancora a chiacchierare, però il tempo credo sia tiranno e credo che niente, la vostra testimonianza secondo me in questo momento è molto importante perché ha toccato quelli che sono i fondamenti proprio del fare coro, no? Cioè la quotidianità, l'ascolto, il senso di comunità, la disponibilità a mettersi in gioco anche a migliorare con la pratica. Io non posso altro che ringraziarvi della vostra presenza e grazie di aver inaugurato in questo modo questo nuovo sguardo appunto sui cantori, su quelli che cantano. E credo che sia il caso di andare con la sigla della prossima rubrica. Grazie Anna e grazie Anna Paola, scusate, e grazie Flavia. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera a tutti. Scusate, avevo il microfono in muto e non riuscivo a smutarmi. Allora, sono qui con i miei assistenti oggi e siamo qui con Solune e Matteia. Buonasera! Buonasera! Eccole qua, perfettamente in coro. Potete notare che sono abituate ormai a questa coralità a distanza, giusto? Perché Solune e Matteia fanno parte del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, un'edizione piuttosto sfortunata per il momento, perché avete fatto un concerto, malgrado siete insieme da più di un anno, eppure comunque state continuando a fare tante attività, avete fatto delle prove quando potevate, insomma, malgrado tutte le difficoltà, in qualche modo si tira avanti. Quindi innanzitutto chiedo a Matteia come ci si trova in questa triste situazione e qual è lo spunto, cioè qual è la forza per andare avanti? Dove la trovate? Ma allora sì, devo dire sì, la situazione sicuramente non è rosea, ma non dobbiamo guardare mai al lato negativo, bisogna guardare sempre al lato positivo, essere grati per questi mesi che abbiamo comunque creato un'energia, abbiamo pian piano iniziato a conoscerci e secondo me il primo concerto è stata un'emozione in quest'anno di stop, un concerto dopo tantissimi mesi, quindi credo che fosse un'emozione incredibile e quindi sono grata anche per solo un concerto. Solino cosa ne pensa?
Sì, penso la stessa cosa, nel senso che è ovviamente indispensabile concentrarci sul positivo e in questo periodo che è stato difficile, che è stato frustrante perché ci vediamo poco, abbiamo poche occasioni di provare insieme, però così ogni prova cerchiamo veramente di dare non il 100%, il 1000%, di imparare a conoscerci quanto possiamo umanamente e musicalmente. E questo è molto importante perché chiaramente in queste situazioni di difficoltà viene fuori veramente, vengono fuori gli elementi fondamentali e viene fuori l'importanza in quello che in situazioni normali magari uno non tiene conto. Fare una prova di coro, uno dice vabbè, le faccio sempre, le faccio tutte le settimane. Quando le prove di coro non ci sono, allora la prova di coro diventa un evento straordinario quando si riesce a fare e quindi si riesce a trovare veramente l'importanza di quello che si sta facendo e quando non c'è trovare i lati positivi. Per esempio, cosa stai facendo, Solun, in questi momenti? Di cosa ti occupi in generale, oltre che di coro? Di cosa mi occupo? Io insegno lingue principalmente, sono francese per chi non mi conosce ancora. Sono un'aggiunta abbastanza recente alla realtà del Friuli Venezia Giulia, molto felice di esserlo. Cioè, quindi lei è E francese ma parla italiano meglio di tutti noi messi assieme, vorrei far notare, ok? l'ho studiato. Quindi insegno francese, insegno inglese, faccio principalmente quello anche perché purtroppo in realtà l'attività corale è l'altro lato della mia vita, c'è il lavoro, le lingue, eccetera, molto bello, e poi c'è il tempo libero, la coralità, e quindi in questo momento della mia vita c'è una metà un po' vuota o comunque un po' Ma com'è che ridotta. ti sei avvicinata a questo mondo corale? Mm. È una Ah, lunga domanda da mille storia, dollari. è una lunga Ok, non storia. abbiamo tutta la serata purtroppo, quindi... Di più o meno con l'ambito universitario. Cantavo da piccola, ho studiato musica, quindi cantato in coro qua e là, facevo già da piccola, però poi ho un po' mollato, ho fatto altre cose e quando mi sono iscritta all'università, alla laurea triennale che ho fatto in Francia, c'era un coro universitario nel quale sono entrata un po' per sbaglio e sono rimasta per amore della musica. È stata una rivelazione e da allora non ho più smesso di cantare. Mi sono trasferita a Udine e la mia priorità è stata trovare un coro. E questa è una grandissima cosa, ma ti faccio una domanda, poi passiamo a Mattea. Rispetto all'Italia, alla coralità italiana, hai avuto modo di vivere la coralità francese oltre al coro dell'università? Hai notato qualche differenza? Non credo di avere abbastanza esperienza dal lato francese per fare veramente un confronto. In più, inoltre, la mia esperienza nella coralità italiana è anche abbastanza particolare perché la coralità italiana, come viene vissuta nel nostro territorio del Friuli Venezia Giulia, in cui c'è anche una presenza molto importante della minoranza slovena nella coralità, che sicuramente ha una prospettiva, credo, diversa o comunque molto sua, che non è probabilmente quella della coralità italiana in altre regioni. Quindi non credo di avere io le informazioni in mano per fare un paragone. In effetti, la coralità del Friuli Venezia Giulia si distingue dalla coralità italiana in una maniera incredibile, perché abbiamo, in questo caso, abbiamo Matteia che è della comunità slovena, Solun che è francese e io che sono l'unico italiano in questo caso. E quindi chiedo a Matteia di collegarci un attimo a questo discorso di differenze tra coralità italiana, slovena e quanta ricchezza c'è nel Friuli Venezia Giulia, secondo te? Allora, io la coralità slovena l'ho vissuta anche proprio a Ljubljana, perché ho vissuto su per 6 anni studiando a Ljubljana, quindi ho potuto ammirare sì la coralità proprio slovena centrale e poi vivermi la coralità del FIVG, appunto la coralità slovena del FIVG, quindi della nostra minoranza, e adesso grazie al CGR
che è stato anche per questo che mi sono iscritta e ho fatto le audizioni, per entrare in più in contatto con la coralità italiana anche, no? Devo dire che ci sono lati positivi da una parte, lati più magari certi lati negativi dall'altra parte, ma secondo me tutte e due le realtà cercano di guardare in avanti, cercano di mettere al primo posto la musica, la comunicazione, quindi secondo me si lavora sempre sul fare musica. E quindi che cos'è la cosa che noi italiani dobbiamo imparare dagli sloveni e viceversa? Allora, secondo me questa è una domanda difficilissima, no? Perché se adesso io rispondo una cosa, magari no, non lo so. Allora, secondo me ai cori a Ljubljana magari un po' di questo pathos italiano, un po' di questo, non so come dirlo. Mi avete capito? Comunicazione, comunicare emozioni. Ecco, così sì, le emozioni. E forse nell'ambito italiano un po' di quella rigidità slovena, quindi a stare attenti a un piccolissimo dettaglio piuttosto che un'altra cosa, oppure appunto la rigidità, le prove da quest'ora a quest'ora, precisi, questo forse. Quindi dobbiamo fare un bel mix. E quale regione migliore del Friuli Venezia Giulia per creare un bellissimo mix tra coralità più emotiva, più pathos, più cuore e una coralità invece più... Siamo stonati però, rifacciamolo da capo. Cosa dite? E adesso resto su Mattia e le chiedo, visto che l'ho chiesto anche a Solun, com'è che hai iniziato a cantare in coro tu? Allora, io ho iniziato da molto piccola, ho iniziato a 3 anni nel coro qui a Doverdò, nel coro Prima ancora di Maria parlare praticamente. Beh, boh, dai, io sono anche logopedista, quindi si parla un po' prima, ma no, a 3 anni sì. A 3 anni nel coro qui a Doverdò del Lago, dove abito, nel coro di Mattea Cernitz, che è stata la mia docente e la persona che mi ha più formato nel mio ambito corale, e da lì appunto nell'età adolescenziale ero nei nostri posti, quindi Doverdò, poi ho fatto parte del coro misto di Doverdò, e poi quando mi sono trasferita a Ljubljana ho fatto parte di 2 cori a Ljubljana e adesso sono tornata nei nostri cori. Erano in ambito accademico universitario? Sì, uno sì, cioè l'Akademski Pevski Zbor Tone Tomšić, e l'altro era il Komorni Zbor Čarnice. E quindi qua vorrei fare una piccola critica alla comunità italiana, perché io penso alle università italiane e i cori delle università italiane a volte esistono, a volte no, ma non sono mai dei cori comunque particolarmente sentiti e forti, purtroppo. Mentre forse questo potremmo imparare dall'estero, visto che sia Solun sia Mattea hanno comunque avuto una intensa attività corale grazie all'università. In questo possiamo prendere spunto, in effetti. E con questo il tempo nostro è scaduto, è volato velocissimo, quindi io vi ringrazio, vi auguro in bocca al lupo e spero che torneremo a cantare presto, non so. Se avete un'ultima dichiarazione da fare, adesso mai più. Che pressione, Obi. Grazie a te. Sì, grazie mille. Grazie, ringraziamo anche il Presidente Berlese e i suoi bellissimi commenti. Presidente Berlese, che stiamo per avere in onda tra 3, 2, 1... Ed eccoci qua, come annunciato da Obi, siamo in onda nella parte conclusiva di questa trasmissione ed è con noi l'ospite d'onore di questa serata. Ho io il piacere di introdurre il nostro presidente regionale dell'USCI Friuli Venezia Giulia, Carlo Berlese, per illustrarci un po', parlarci un attimo brevemente di qual è la situazione dell'attività corale e della coralità nella nostra regione in questo periodo. Grazie Carlo per essere con noi. E a te la parola. Se appena si smuta dal microfono, eccolo.
Carlo, non ti sentiamo però. Attenzione, attenzione, che siamo arrivati in fondo alla trasmissione senza problemi, ma non abbiamo il tuo audio. Allora, facciamo una cosa. Io lancio un attimo un piccolo siparietto musicale e nel frattempo magari Carlo poi ti consiglio di uscire e provare a rientrare, ma intanto ci facciamo un intermezzo e uno stacco musicale. Rieccoci, vediamo un po'. Carlo, sei dei nostri? Io intanto vi posso dire quello che abbiamo appena mostrato era un brevissimo estratto dal concerto fatto dal Coro Giovanile Italiano di Feniarco in occasione del Festival Mito Settembre Musica. Anche il Coro Giovanile Italiano quest'anno purtroppo ha faticato a potersi incontrare, a trovarsi per fare concerti. Questa è stata l'ultima più recente occasione di esibizione del coro, anzi, se non altro, peraltro anche il debutto della nuova formazione del coro giovanile italiano diretto dai nuovi direttori, Davide Benetti e della nostra corregionale Petra Grassi, che salutiamo perché sappiamo essere in ascolto. Carlo, ce la facciamo? Vediamo se prova. Non c'è nulla da fare. Purtroppo non riusciamo ad avere con noi il presidente. Cosa facciamo? Allora, io intanto mi faccio affiancare dai nostri angeli, eccoci, che così Rossana e Lucia, le Carlos Angels, per così dire. Speriamo di portare fortuna, no? Questo sarà adesso una formula magica. Se non altro perché il monologo mi stava cominciando a rendere un po', ecco... No, poi ovviamente questo sembrerà un sabotaggio. Domani si parlerà di complottismo, no? Anzi di complotto, no? E i complottisti della coralità diranno che abbiamo cercato di mutare il presidente regionale perché volevamo parlare soltanto noi. Però nel frattempo, visto che le informazioni che volevate dare probabilmente erano sull'annosa questione, ovvero i cori giustamente si chiedono: possiamo cantare, possiamo far prove? Probabilmente sempre meno, visto comunque le restrizioni progressive. Ecco, qual è la voce dell'Usci in proposito? Allora, se intanto Carlo è sempre... Eccolo! Mi sentite adesso? Perfetto, molto chiaro, vai. Attendevamo il verbo e il verbo è arrivato, vai. Ecco. Beh, riguardo alle prove, eccetera, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento responsabile. Un mese fa il nostro slogan era prudenti ma determinati. Adesso dobbiamo girarlo un pochettino e dire determinati nella prudenza, perché stiamo vivendo una fase veramente difficile. Io sono a scuola, fra l'altro seguo proprio l'aspetto del Covid e quindi c'è un giro di contagi, insomma, da tenere sempre, è un attimo, noi abbiamo avuto classi in quarantena, eccetera, quindi bisogna tenere a freno un po' la voglia di cantare, perché potrebbe essere pericoloso in questi momenti. Verranno tempi migliori, quindi potremmo cantare di nuovo, però adesso è più importante cercare di frenare la curva, insomma, dell'epidemia e non contribuire neanche minimamente, anche se non ci sembra, però siamo veramente impotenti di fronte al contagio, se non mantenendo il distanziamento, mascherine e igienizzazione. Non c'è altro da fare, perché chiunque di noi potrebbe essere un positivo asintomatico e quindi potrebbe trasmettere. Sarebbe brutto, insomma, che nei cori si trasmettesse, così diventassero citati come luoghi di contagio, ecco.
questo non lo è e non lo deve mai essere. Anche perché ricordiamo, no? E vorrei sottolineare che oltre alle questioni proprio legate strettamente alla salute, ora come ora si innescano tutti dei meccanismi legati a un rimanere relegati a casa obbligatoriamente, che vanno a interferire, influire su tutta quella che è la vita sociale delle persone, sui loro impegni lavorativi, sulla vita familiare, sulla vita domestica. Quindi tanti sono i fattori in gioco, che in questo momento vediamo i casi che numericamente ogni giorno crescono, stanno mantenendo una curva molto alta anche nella nostra regione, che ci portano a dire, come dice il Presidente, determinati nella prudenza. Quindi per prima cosa mettiamo la salute e il rispetto reciproco in questo momento, no? E vorrei anche sottolineare un'altra cosa, che quando cercate informazioni sappiate che l'USCI è sempre aggiornato e comunque ha continuamente contatti anche con la regione proprio per risolvere dei dubbi, perché è chiaro che quando esce una nuova ordinanza, ecco, è difficile che i codi vengano citati esplicitamente, quindi probabilmente occorre un po' leggere tra le righe o comunque chiedere a chi ne sa più di noi. E sul sito dell'USCI trovate sempre tutte le informazioni aggiornate, quindi l'USCI appena arriva alla risposta la pubblica sul proprio sito, quindi ecco, consultate il sito dell'USCI per qualsiasi dubbio. E per chi non se lo ricordasse, sta scorrendo in sovrimpressione in questo momento www.uscifvg.it. E non solo, Rossana, aggiungo, non solo in raccordo con la Regione, ma anche in raccordo a livello nazionale con la Federazione Feniarco e tutte le altre associazioni regionali, perché in questo momento siamo tutti nella stessa barca, che è una grandissima barca che naviga e stiamo remando tutti insieme. Oltretutto, Usci, visto che parliamo, Usci, sì, Pier, ecco, vedi ormai parlo con l'Usci, perché vedi, il dialogo con l'Usci funziona sempre, no? Quindi direttamente appello. Ma Pier, sul sito dell'Usci si possono trovare anche le trasmissioni di Coralia Live che qualcuno ha eventualmente perso perché non poteva essere lì in quel momento a seguirla in diretta? Assolutamente sì, sul sito dell'associazione si trova tutto il palinsesto delle trasmissioni che abbiamo mandato in onda, che abbiamo realizzato nel mese di maggio e giugno, e da domani si potranno trovare anche queste che comunque rimangono sui social, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Una volta finita la diretta possono essere viste anche in un secondo momento in streaming. Se uno vuole più facilmente accedere a tutto il palinsesto, a tutta la programmazione, le trova ordinate sul nostro sito. Però è più bello seguire la diretta anche perché potete commentare, magari oggi siete stati molto gentili perché avete inviato solo con complimenti e incoraggiamenti, però effettivamente potete anche porre domande oppure esprimere i vostri commenti. E comunque, oltretutto, seguite le dirette anche perché sicuramente non siete a prove, vero? In queste serate, purtroppo, per cui... Però noi vi teniamo compagnia perché di coralità si può anche parlare e si può crescere anche parlandone. Ma adesso che il Presidente... Io volevo aggiungere un'ultima... Sì. Sì, io avevo ancora una domanda da rivolgere a Carlo, perché c'è un'altra cosa che si può trovare sul nostro sito. Poi questo spazio sugli aggiornamenti dell'attività dell'associazione avremo occasione nelle prossime puntate di affrontare altri progetti, altre iniziative che sono in corso e che si stanno delineando in queste settimane. Però, Carlo, correggimi se sbaglio, recentemente abbiamo pubblicato e abbiamo editato un volume importante che è stato presentato nel mese di ottobre e che è disponibile per chi volesse attraverso il nostro sito. Ce ne vuoi parlare più approfonditamente? Sì, ricorre il bicentenario di Jacopo Tomadini, musicista importante, a cui è anche dedicato il Conservatorio di Udine, e quest'anno, curato dal maestro Zanetti e con la collaborazione di Franco Colussi, è uscito un prezioso volume dei responsori e mattutini delle tenebre. È un repertorio per la settimana santa, la collana, il 19° volume della collana Coralia Musica, che posso anche mostrarvi, disponibile naturalmente per tutti i nostri cori, c'è sul sito, si può comprare anche nello shop Feniarco e ordinarlo, insomma, quindi siccome noi pensiamo che stiamo già programmando per l'attività di Pascaglia, speriamo che a Pasqua, la settimana santa di quest'anno, si possa sentire un po'
di questa musica dedicata a Tomadini. È stata una bellissima presentazione a sede della filologica, la Società Filologica Friulana a Udine, insieme agli autori, insieme a dei relatori. C'era Franco Calabretto, il maestro Zanetti, Franco Colussi, che ci hanno anche un po' inquadrato la figura di Tomadini. C'è stato questo breve convegno dove abbiamo in diretta anche quello streaming per poter, nell'ambito della settimana della cultura friulana, è stato trasmesso in streaming e abbiamo potuto apprezzare, insomma, questi lavori, questi personaggi che a volte abbiamo nel nostro territorio e magari dimentichiamo, perché anch'io ho frequentato il Conservatorio Tomadini e pensavo così, Tomadini, dopo magari non si sa poco o nulla di questi importanti personaggi. Eccoci, grazie Carlo. Se non c'è, io credo che per questa sera ne abbiamo riempito di abbastanza di contenuti da trasmissione. Aggiungiamo un po' alla volta anche altri componenti a questa schermata, a partire dal nostro co-conduttore Obi. Obi, pensavo ti fossi addormentato insieme ai pinguini, stavi così bene, comodo, ma invitiamo anche tutti gli altri che hanno partecipato questa sera. Perché io mi metto muto perché ho paura che Pier mi butti dentro senza avvisarmi, no? Che di solito faccio apposta, io siccome ti vedo in anteprima colgo il momento migliore per... Il momento in cui sono distratto. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri graditissimi ospiti. Come avete visto, io sono entusiasta del vostro lavoro, l'ho scritto anche nei commenti. Ringrazio i tecnici, volevo ringraziarli soprattutto per l'entusiasmo con cui fanno il lavoro. Non sono freddi tecnici che dicono ai maestri, ai cori: ah, voi cantate, io vi registro, ma sono tecnici che sentono insieme a loro il patema di riuscire a fare una buona registrazione, e questa è una bella cosa perché ti senti che il tecnico ti sostiene dalla tua parte. Riguardo le due insegnanti, le due colleghe, sappiamo che la scuola è in prima linea e comunque è bello vedere questo impegno sempre col sorriso e con l'entusiasmo che la musica ci dà e riusciamo a trasmettere ai ragazzi. È molto importante tenere duro in questo ambito, anche in questo momento di difficoltà. Riguardo il coro giovanile, l'energia e la voglia di fare questo che purtroppo non sono riusciti a fare più di tanto, nonostante abbiano fatto veramente un bel concerto a Spilimbergo giusto la settimana prima del decreto che non ci avrebbe consentito di farlo, e quindi siamo ottimisti che si potrà riprendere presto e sentire da vicino, dal vivo, questa emozione, questa energia che i nostri ragazzi sanno darci e trasmettere al loro pubblico. Grazie naturalmente ai conduttori che sono state le conduttrici e il nostro regista, che è il mago dietro le quinte, che fa sempre quadrare tutto, l'orchestrazione del tutto. Grazie veramente, siamo una bella squadra, io sono orgoglioso di vedere tutte queste belle energie in gioco. Grazie a Carlo Berlese. Effettivamente ci sono state delle belle energie in gioco e sicuramente vi abbiamo offerto tutti i diversi sapori che vi abbiamo promesso all'inizio di questa puntata. Io ritorno soltanto per chiudere alla rubrica Non Solo Coro, per invitarvi a segnalarci vostri coristi che fanno cose interessanti, che non è necessariamente una cosa molto strana, molto particolare. Ad esempio, no? Cioè, certo che ci può essere anche l'illusionista nel vostro coro e a quel punto lo ospiteremo volentieri a Coralia Live, ma potrebbe esserci magari anche qualcuno che fa uno sport particolare oppure lo fa a un livello molto, molto buono. Potrebbe esserci un pittore, un poeta,
o una sarta che magari crea proprio le divise, le uniformi del coro. Quindi ecco, ci sono diversi personaggi, ecco, diverse professionalità all'interno dei cori che noi ospiteremo molto volentieri, dei quali parleremo volentieri nelle prossime trasmissioni. Quindi scrivete a Lusci e segnalateceli. E con questo abbiamo concluso la prima puntata di Coralia Live. Io ringrazio tutti i colleghi e autori di questa trasmissione, ringrazio anch'io tutti gli ospiti e vi spero veramente che tutti quanti siamo stati una buona compagnia per voi in questa serata, che questo incontro sia stato per voi piacevole e quindi che vorrete seguirci ancora il prossimo giovedì, perché le trasmissioni saranno sempre tutti i giovedì alle 21, sempre sui canali social, su Facebook e YouTube dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Non mi resta che augurarvi una buonissima settimana, un buon proseguimento e un saluto corale da tutti noi. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.